l'Istituto Maffioli di Possagno si aggiudica il 7° Challenge Rio San Martino, lo speciale concorso gastronomico tra istituti alberghieri del Veneto organizzato nel contesto della 33esima Festa del Radicchio di Rio San Martino di Scorzè. Giovanni Polloni, Fabio Buratto e Valeria Pellizzer, questi 3 chef in erba che hanno brillato sotto il Pala Radicchio di Rio San Martino, imponendosi sugli altri ragazzi in gara, provenienti da Dolo, Castelfranco Veneto, Chioggia e Valdobbiadene. Il terzetto di Possagno, guidato dal professor Andrea Milani, ha vinto sfornando un piatto che ha esaltato il sapore del radicchio rosso di Treviso IGP. Abbiamo fatto dei ravioli di farina di riso e radicchio di Chioggia IGP, con ripieno di trota salmonata del Sile, su crema di piselli di Peseggia, con sfoglia di pelati di Cappella e radicchio crispi di Treviso. A giudicare i concorrenti in gara una giuria gustativa d'eccezione, composta da Walter Crema, chef della cucina di Crema, Gianluca Tomasi, team manager della Nazionale Cuochi, Alessandro Breda, chef stellato del ristorante Gellius di Oderzo, presidente della giuria niente meno che Enrico Cipriani, patron del leggendario locale veneziano Harry's Bar, che ha dispensato saggi consigli ai giovani chef. Agli chef dico: non correte dietro alle guide gastronomiche, ma cercate di correre dietro alla vostra professionalità. Fate bene le cose, non dimenticate la tradizione, mai. L'unico consiglio che do generalmente ai ragazzi è di dire: cercate di fare le cose bene, non pensate di diventare qualcuno, cercate intanto di fare le cose bene. Noi nel mondo avremo un 300 cuochi almeno, bravissimi, nessuno sa come si chiamano, ma sono i più bravi cuochi che ho mai conosciuto in vita mia, e questa è l'unica maniera per fare la vera carriera. Il Challenge Rio San Martino è uno degli eventi di punta della Festa del Radicchio, che con questa iniziativa ha trovato un modo nuovo e originale di avvicinare i giovani ai valori della buona cucina, dei prodotti tipici e delle tradizioni. Penso che per il Radicchio di Treviso, Verona e Chioggia sia il massimo avere degli chef, anche se giovani, che si impegnano ad utilizzarli al meglio, sempre in maniera nuova, innovativa, sempre anche con un occhio alla tradizione. Valori condivisi anche da quelle realtà che da sempre sostengono la manifestazione. Banca Santo Stefano è presente in questa manifestazione, punta sull'agroalimentare perché rappresenta il futuro. E il futuro, chi meglio dei giovani può rappresentare appunto questo settore in questo momento.